In Veneto ci sono 900 bambini e bambine affetti da malattie incurabili che hanno bisogno di assistenza. 310 di questi sono seguiti dall'Hospice Pediatrico di Padova, centro di riferimento della regione e uno degli 8 hospice pediatrici funzionanti nel nostro paese. Oggi nella sala Caduti di Nassiria in Senato l'associazione padovana La Miglior Vita Possibile ha presentato il progetto preliminare del nuovo centro regionale veneto di terapia del dolore e cure palliative. Un progetto che andrà a implementare i posti per l'assistenza e la cura dei piccoli malati e il sostegno alle loro famiglie. Il progetto è stato presentato dal presidente dell'associazione La Miglior Vita Possibile, Giuseppe Zaccaria. Gli sforzi per realizzare queste nuove strutture derivano appunto dalla necessità di dare un sollievo, un'assistenza di prim'ordine a questo numero di persone che è in grande crescita nel corso degli ultimi anni. 3 edifici da ristrutturare, quindi senza spreco di suolo, destinati uno all'assistenza, uno all'accettazione e uno alla formazione del personale. Sono tutti vicini alla zona dell'ospedale e all'ospedale pediatrico. L'associazione, dopo aver ricevuto un finanziamento di 9 milioni di euro dal Ministero della Salute, ha lanciato una campagna di fundraising per raggiungere la cifra necessaria per completare il progetto, circa 16 milioni di euro. Con le strutture che ci ha presentato il professor Zaccaria riusciremo a rispondere a tutti i bambini del Veneto. Non vi rendete conto quando è difficile in queste situazioni dire non c'è posto per te, aspettiamo un po', quando il tempo talvolta non c'è, ma soprattutto perché potremo studiare nuovi modelli. Nella sala del Senato toccanti le testimonianze di mamme e di piccoli pazienti che in questi anni hanno vissuto l'esperienza della malattia con il sostegno dell'hospice, come la storia di Federica, mamma di Lavinia. Le psicologhe e i medici ci hanno aiutato a individuare e non superare mai il sottile limite tra vita vissuta e mero accanimento terapeutico. Quel filo sottile chiamato dignità. Tutto ciò ci ha permesso di arrivare a salutare la nostra Lavinia sentendoci risolti come genitori, consapevoli di aver fatto del nostro meglio, di non aver lasciato nulla di intentato, di aver davvero vissuto il tempo che avevamo a disposizione.